In Veneto sono 697 le opere necessarie alla prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico per un valore complessivo stimato che supera il 1.700.000 euro. L'elenco è stato redatto da Ambi Veneto e raccoglie le segnalazioni degli 11 consorzi di bonifica della Regione ed è inserito nel rapporto 2017 dal titolo Manutenzione Italia, azioni per l'Italia sicura e che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 16 ottobre. Bisogna necessariamente passare agli atti concreti. Chi ha le responsabilità di decidere sia a livello nazionale che a livello regionale da parte dei consorzi di bonifica, tutti in tutto il Paese, ha i progetti definitivi pronti per rispondere a quelle che sono esigenze dei cittadini, della messa in sicurezza dei loro immobili, delle loro imprese, delle loro aziende agricole. Oggi non ci sono più alibi per nessuno, dobbiamo necessariamente fare i conti con una realtà, quella dei cambiamenti climatici, che impone le scelte. Ci sono dei segnali di risposta? Abbiamo un primo segnale sulla legge di stabilità che riteniamo importante, ma su quel segnale abbiamo delle osservazioni da fare. Le complessità burocratiche inserite in stabilità ci sembrano davvero eccessive. Il Veneto è la prima regione per valore economico complessivo degli interventi proposti e la terza per numero, e l'elenco delle opere individuate rappresenta una lista di misure considerate necessarie. Le opere allo Stato esecutivo sono in attesa degli stanziamenti per essere realizzate ed inserite nella piattaforma Rendis, che costituisce il registro delle opere da finanziare. Sono in tutto 25 progetti in Veneto per un valore complessivo di 65 milioni di euro. Devo ribadire un concetto che per noi è estremamente importante. I consorzi di bonifica sono quelli veneti, ma quelli in generale siamo pronti, abbiamo progetti cantierabili, che significa che abbiamo investito nella progettazione come nostre risorse per dare una risposta al territorio, sia dal punto di vista della difesa del suolo, sia dal punto di vista idraulico, quindi idrico, quindi di irrigazione agricola. Siamo un po' molto rammaricati perché dobbiamo assolutamente passare dal progettare, che è il nostro lavoro, all'eseguire. Allora, da questo punto di vista, se lo Stato sta facendo qualcosa e sta stanziando delle risorse importanti nei vari bilanci, nelle varie misure, è latitante in questo momento la Regione del Veneto, perché non ha messo nulla a disposizione, cioè non sta mettendo delle risorse per una questione importantissima come è la sicurezza idraulica di un territorio, in una realtà come quella veneta dove la sicurezza idraulica è importantissima. Ricordo sempre che nel Veneto un terzo del territorio è sotto idrovora, quindi 300, quasi 400 idrovore che vanno tutti i giorni aggiornate, manutentate. Il rapporto Manutenzione Italia include anche gli invasi multifunzione, ovvero quei bacini per il risparmio di acqua ad uso agricolo e civile e che rappresentano inoltre riserve idriche per mitigare gli effetti della siccità. La legge di stabilità a livello nazionale ha previsto 50 milioni di euro annui per ognuno dei prossimi 5 anni, ma si tratta di misure considerate non sufficienti. Come consorzio di bonifica siamo riusciti a realizzare un piano di invasi negli anni scorsi che va a limitare, non completamente a eliminare, le difficoltà idrauliche dei nostri comuni, e abbiamo una progettualità per quanto riguarda i bacini di accumulo dell'acqua per la ridistribuzione estiva. Le progettualità le abbiamo anche l'esecutività dei progetti, stiamo aspettando che vengano finanziati per poterli realizzare.